A Treviso ieri sera appuntamento al teatro per parlare d'ambiente, protagonista della serata il nostro pianeta e il nostro modo di porsi, raccontato in un monologo da un personaggio famoso, il noto geologo e ricercatore Mario Tozzi. Guardate. Grande affluenza di pubblico ieri sera a Treviso al Teatro Eden. Di scena lo spettacolo Fine corsa, racconto attorno al pianeta che sarà, scritto e condotto dal noto geologo Mario Tozzi. Tozzi ha affrontato in modo chiaro e coinvolgente vari temi ambientali e problemi del nostro pianeta. Fondamentale la maniera in cui noi ci poniamo davanti al pianeta. Primo esempio della serata è stato il disastro giapponese. La catastrofe sarebbe stata ben peggiore se quel popolo non fosse stato educato ai terremoti. Hanno resistito alla fine del mondo questi uomini qui e queste donne, e anche questi bambini. E ci sono riusciti per due ragioni diverse. Una è perché sono colti dal punto di vista del rischio ambientale, sanno che cosa significa vivere con i vulcani, le alluvioni e i terremoti, lo sanno fino dalla notte dei tempi, da sempre convivono in un paese difficilissimo, dove sarebbe difficile addirittura mettere in piedi una casa, lì resistono a terremoti impensabili. In sala famiglie, ma anche giovani, meno giovani e gruppi di amici. Tema dell'appuntamento il nostro pianeta, quello che accade attorno a noi e quello che potrebbe accadere se il comportamento dell'uomo non fosse di rispetto, amore e prudenza. Parte da Treviso il primo di 3 appuntamenti teatrali voluti da ARPAV per promuovere l'educazione ambientale. Al Teatro Eden lo spettacolo Fine corsa, racconto intorno al pianeta che sarà, uno spettacolo scritto e condotto da Mario Tozzi, che è con me in questo momento. Innanzitutto grazie per aver accettato la nostra richiesta. No, grazie a voi, insomma, fa sempre piacere parlare di quello che potrebbe essere il pianeta del futuro, no? Perché ce lo possiamo immaginare in molte maniere e questo dipende però dalle scelte che facciamo oggi, dunque dipende essenzialmente da noi per quello che riguarda l'umanità. Per quanto riguarda la Terra no, quella farà il suo mestiere, dunque si evolverà con tempi più lunghi, ma quello a cui andiamo incontro lo costruiamo oggi. Ecco, questo spettacolo innanzitutto come è nato? Ma questo nasce effettivamente come un momento di riflessione in tempi in cui l'energia, l'acqua, i rifiuti ci scandiscono le emergenze quotidiane, oltre a il lavoro della terra, i suoi terremoti, i suoi vulcani, le alluvioni, che pure qui sono un'evenienza frequente. Dunque l'insieme di queste cose ci fa pensare che vivere su questo pianeta, così tanti quanto siamo, è sempre più complicato e quindi dovremo porci il problema di uno scenario futuro. Ce la faremo in così tanti ad avere la stessa energia che abbiamo oggi? L'acqua basterà per tutti? Ecco, questi sono i problemi che ci poniamo poi tutti i giorni. Ecco, secondo lei sono più attenti alle esigenze del futuro, quindi anche ai nostri comportamenti quotidiani, i giovani o un po' tutti sono sensibili? No, sono un po' tutti insensibili mi pare in realtà, perché no, i giovani, i ragazzi che poi incontro qui la mattina nelle scuole in realtà sembrano molto sensibili su questo. C'è forse una discrepanza fra quello che pensano e che hanno letto e studiato e quello che poi fanno in pratica, ma questo però riguarda anche i grandi. E poi un po' colpa della scuola che non ha tutta questa propensione per i programmi scientifici e ambientali, diciamo che li trascura un po'. E dentro casa chi è molto anziano conserva un comportamento corretto e risparmioso perché è abituato a farlo da tempo. Invece le generazioni successive hanno pensato che il pianeta fosse a disposizione per tempo illimitato con risorse illimitate. Questo non è, purtroppo non è, ci piacerebbe, ma non può essere. Il titolo di questo spettacolo fa sicuramente riflettere. Lei come vede il futuro del nostro pianeta? Beh, dai punti di vista di cui mi interesso, cioè l'energia e questi altri fatti qui, non lo vedo roseo, perché c'è una parte dell'umanità che sta molto bene ma che consuma una gran parte delle risorse e un'altra parte che preme per averle e non riesce ad averle se non tramite movimenti insurrezionali. Dunque siamo in un periodo molto caldo e sarà sempre più così. Dunque ci dobbiamo aspettare che la parte ricca del pianeta di cui noi facciamo parte a un certo punto dovrà scendere a patti con l'altra e concedere agli altri quelle cose di cui noi ci siamo appropriati, vorrei dire indebitamente. Parliamo dello spettacolo di questa sera, come verrà articolato? Vabbè, comincerà con l'attualità, dunque cominceremo proprio col terremoto, lo tsunami e il disastro nucleare del Giappone, perché quello ci porta proprio a pensare che la corsa sia finita, cioè che sia il momento di riflettere, cosa che stanno facendo un po' tutti i paesi, almeno in termini energetici. Poi parleremo dell'energia in generale, che è un po' la cartina di tornasole della storia dell'uomo. L'uomo ha sostanzialmente
progredito accumulando energia e sfruttandola. Parleremo un po' anche dell'acqua, che comunque è sempre una risorsa che va conservata, e poi vedremo quello che possiamo fare e non fare nel prossimo futuro per renderci la vita migliore, insomma sostanzialmente ridurre gli sprechi e anche, ahimè, ridurre i consumi. Invece ci piacerebbe averli al massimo possibile, questo non ce lo possiamo più permettere. Suggestioni d'ambiente sarà a Rovigo il 4 maggio alle 21 al Teatro Sociale e a Padova il 26 maggio alle 21 con l'evento finale all'aperto in Piazza dei Signori. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.